so che deve andare via, quindi perché. Posso farti una domanda? Certo. Perché non vengono firmati i decreti attuativi del fondo che in qualche maniera potrebbe dar vita a un ristoro per le vittime? Da quello che so io, dai documenti che ho visto, i decreti attuativi sono presso la, non Corte dei Conti, presso, non mi ricordo, Consiglio di Stato, semplicemente perché per le verifiche opportune, perché i decreti attuativi corrispondono ai dettami dello Stato. Non mi risultano obiezioni. I decreti attuativi che ho visto, verificato, e questa è una cosa che è giusto anche dirla a chi è presente, non prevede, siccome ho letto di polemiche. Sì, ma la politica una volta faceva bene perché era con P maiuscola, adesso la politica è soltanto polemica, chiedo scusa, no? Ai politici presenti, perché tutta la politica, la maggioranza dell'opposizione del dicembre 2017 ha votato a favore di quel decreto. Parliamo del fondo di ristoro, quel fondo è piccolo, però c'è, però quel fondo, basta andarsi a leggere come è stato, si può, appena esaurito, si può integrare con una serie di voci, in primis i fondi dormienti. I fondi dormienti sono soldi che giacciono presso le banche o presso la tesoreria dello Stato e sono miliardi di euro, una cifra non valutabile, sono miliardi, valutabili per chi sa i conti. Nei decreti attuativi sono stati tolti tutti i vincoli e tutti i paletti a cui si accennava, e questa era la polemica. Intanto c'è quel decreto, può essere incrementato, le obiezioni erano su chi poteva utilizzare quei fondi, ma no soltanto quelli dopo il 14, no, da quello che ho letto lo possono utilizzare tutti i soci che abbiano acquistato le azioni e che ne facciano richiesta. Per valutare la congruità della richiesta c'è l'ANAC che dice questa richiesta è supportabile, questa richiesta non è supportabile. Esatto, Cantone. Se poi diciamo che l'ANAC deve essere rinforzata perché non bastano i funzionari, se poi diciamo tutto che il fondo non basta ma si può incrementare, possiamo dirlo, ma che quel fondo prevede dei paletti temporali, e addirittura quel fondo prevede che possano avere il ristoro, che si chiama ristoro per motivi fiscali, anche non è rimborso, si chiama ristoro per motivi fiscali, possono avere quel ristoro anche i soci che hanno aderito all'offerta pubblica di transazione che offrì sia la Banca Popolare di Vicenza sia Veneto Banca, dicendo vi diamo il 15% e rinunciate a ogni causa. Hanno diritto a chiedere soldi anche quelli che hanno preso quel rimborso iniziale, che hanno rinunciato a cause, ma ne hanno diritto nella quota proporzionale all'85% restante. Cioè, questo dovrebbe chiedere onestamente più a chi prima ha votato a favore, oggi dice che va tolto, e io faccio solo un'osservazione che ho fatta prima quando parlavamo. Se esiste un fondo che dà dei vantaggi, possiamo dire che è limitato, possiamo dire che va incrementato, possiamo dire che va liberato ulteriormente, ma ripeto, a me non risultano paletti. Poi a Cantone dobbiamo dare 3.000 dipendenti invece che 100, si può dire, ma perché cancellare quel fondo che esiste in cambio di cosa? Di qualcosa che va fatto in Italia? Cioè, quello c'è, va soltanto attuato. Perché la domanda è semplice: chi è contro quel fondo? Perché vuol cancellarlo, quindi togliendo un diritto, e in cambio di cosa? Dove sta l'altra legge? Dove stanno gli altri soldi? Dove? È polemica politica, sicuramente. Significa, secondo io lo leggo così, siccome adesso dobbiamo fare incazzare tutti, io sono un tipo che non fa gli fa incazzare la gente, siccome dobbiamo fare incazzare tutti, siccome c'è una parte, qui devo dirlo, c'è una parte che ha ottenuto questo fondo, le associazioni che si sono unite nel fondo, nelle associazioni unite per il fondo, vanno sputtanate, ma su base inesistente, a favore di alcune associazioni, di cui molti di quei personaggi poi sono candidati in politica, per dire non c'è niente, è colpa del PD. Io non sono del PD, non sono amante di Renzi, però il fondo l'hanno votato tutti ed esiste. Lavoriamo per farlo crescere. Io l'altro giorno, per aver espresso queste opinioni sulla pagina Facebook del nostro giornale, mi è arrivato un messaggio: attento, siamo in 5.000. Si arriva alla minaccia fisica perché è un avvocato di un'altra associazione. Io poi vorrei capire perché gli avvocati devono fare l'associazione, se fanno gli avvocati facessero gli avvocati, no? Perché devono fare l'associazione ad hoc? Un avvocato che si chiama Matteo di nome, non faccio i nomi di cognome, Moschini, ha detto a un presente qui dentro: faremo i conti anche con te. Allora vuol dire che si sta mettendo in bagarre una cosa sulla pelle dei soci. Perché? Ma questo per quanto riguarda la guerra tra associazioni. Sì. Invece per quanto riguarda le prese di posizioni della politica che deve decidere e firmare, per esempio... La politica è già firmata. No, ci sono state delle prese di posizione del Movimento 5 Stelle... Ma la politica è già firmata. Ma la politica è già firmata, che il decreto è stato approvato, è legge.
Vanno fatti i decreti attuativi, perché possiamo chiedere a Sergio, che magari, anche se è parlamentare europeo, ma ha esperienza di queste cose qua. Il decreto attuativo non è più compito della politica, è un fatto tecnico. Quindi se qualcuno in Parlamento si assumerà l'onore e l'onere di dire cancelliamo quella legge, lo faccia, la cancella, in cambio di cosa? Perché se non c'è più il passaggio politico, quel decreto non esiste più, c'è un passaggio tecnico. Il governo, qualunque governo, quello esistente o quello che verrà, deve portare a termine il percorso, i decreti attuativi, in cui non c'entrano più i politici, tecnicamente, poi che ci vogliono entrare è un altro discorso. Quindi se qualcuno non vuol far attuare quel decreto, deve fare un'azione parlamentare in cui chiede la cancellazione di una legge dello Stato e la sostituzione con qualche altra legge. Io ho visto tante critiche a quel decreto, magari anche legittime alcune, ma non ho visto una proposta alternativa. Si può fare una proposta alternativa? Io penso che siamo tutti d'accordo, no? Tutti i soldi indietro a tutti e subito. Lo faccio pure io, non sto in Parlamento. Il libro dello sfruttamento della povera gente. Qui c'è il 65% delle persone che hanno sottoscritto quelle azioni ha più di 65 anni. Allora, se le cause vanno fatte, se le azioni di responsabilità vanno fatte, se Banca Intesa va coinvolta, se è colpa di Consob, se è colpa di Banca Italia, ma va fatto tutto. In questo il fondo non esclude queste azioni, no? Ma umanamente, anche immaginando una magistratura rapida, veloce, efficientissima, ci vorranno quanti anni ci vorranno per arrivare a sentenza di primo grado, quanti all'appello e quanti in Cassazione, si prescrive prima. Nel frattempo non sto augurando. Ma c'è un dato molte volte sottovalutiamo, che poi è quello, a mio avviso, il vero discrimine. C'è gente che dice: io ho comprato le stazioni, le ho pagate quello che ho pagate, sono arrivate a valere 62,50 €, il danno che ho subito è 62,50 € e quindi voglio essere risarcito di 62,50 €. Cioè il concetto è questo. Infatti in molte situazioni si chiamano gli azzerati, perché loro partono dal principio che loro hanno avuto un danno perché l'azione ha perso valore. Invece, come diceva Giorgio Corriere, il problema qui è che per molti mesi abbiamo dovuto navigare contro l'opinione pubblica per dimostrare che nessuno di noi andava a chiedere il risarcimento per la perdita di valore delle azioni. Perché quello si vuole illecito, non è un problema, perché se si passasse quel principio avremmo tutte le banche italiane, anche quelle quotate, hanno perso in 10 anni il 90% meno. Ma tutte, poi al Monte dei Paschi 99, cioè è stato un cimitero per le banche. Per cui dici tu, il principio guarda che le persone hanno subito un danno per il comportamento illecito dei vertici bancari, ai quali si aggiunge, poi un altro capitolo, in collusione con Banca Italia, hanno ricevuto, sono stati ingannati, hanno avuto questo danno. Il danno che ho ricevuto non è di 62 €, il danno che ho ricevuto è dei soldi che ho messo dentro che sono andati sprecati. Sì, però mi sembra di capire che quello che dicendo voi è che allora io sono l'avvocato Conte e chiedo indietro i 24 € ai quali ho pagato, io ho preso l'evento banca, chiedo indietro quelli, con un'operazione molto semplice, che quando complicata matematicamente non è semplice, cioè questi sono i soldi messi 20 anni fa, hanno un indice di valutazione per essere legali, detratto quello che ho percepito, quello è il mio danno. Invece è molto più facile ridare alla gente, avete indietro i soldi di 62,50 €. Che sono quello che stanno cercando di fare chi consiglia di andare in azione giudiziaria. Capito? Cioè, attenzione, adesso poi dipendiamo, non solo c'è un dibattito, no, ma che la scena non è solo. Guarda ancora, non abbiamo mai pensato di chiedere indietro il valore nominale. Chiedo scusa, Conte, scusa, Franco, scusa, se non ne finiamo più. Allora no, dico anche quello che sta dicendo, ma capito perfettamente bene. Se uno ha comprato a 24 €, un numero, e poi l'azione lì è venuto banca, ma vale lo stesso se poi l'azione negli ultimi anni era stata quotata dalla banca, non dalla borsa, 62 €, il principio è tu, siccome nel frattempo hai percepito utili, dividendi e così via, ecco tu il valore su cui vai a chiedere un ristoro è la moneta
fisica che hai cacciato, scusami. Quindi chiaramente chi ha comprato le azioni negli ultimi aumenti di capitale, chiaramente truffaldini, che ne andrà poi a stabilire perlomeno moralmente truffaldini, quelli prenderanno tutto perché hanno tirato fuori 62 euro o 42, quello che secondo le banche, e quelli hanno tirato fuori. Se uno ha le azioni dal 1960 è giusto che venga parametrato sull'esborso economico. Questo è l'unico paletto e ha fatto bene a precisarlo. L'altro, approfitto per poi di andare via, io dicevo il primo obiettivo del libro era far capire che il male intanto stava in chi ha gestito la banca, più chi ha consentito di gestire in quel modo, chi non ha controllato, tutto quello che vogliamo. Il secondo, il concetto che passava degli investitori, questi signori qua, che erano tutti speculatori di borsa, quindi hanno fatto un azzardo e ha detto male, sulla base di questo, che quando si è capito che non erano così non erano finanzieri, no? A parte alcuni, è nato un movimento interno con se stessi, per cui a Vicenza in particolare non c'è stato un corteo, una manifestazione pacifica, dico io, perché c'è stata la tendenza del popolo vicentino a nascondersi, perché si è preso, è un po' io non sono vicentino, anche se sono 26 anni che sto qua, allora io sono stato così stupido, così mona, che è meglio che non lo dico in giro. Infatti io quando presentiamo il libro, questo libro qua dimostra che la banca in quanto banca ha mandato in giro informazioni sicuramente false. Poi quando questo sia un illecito e quando questo sia un comportamento riprovevole lo andrà a stabilire, speriamo, quanto prima possibile, perché ripeto, senza curare la morte a nessuno, ma qui il 65% ha oltre i 65 anni. Quindi auguriamo tante Fornero lunghe a tutti, però insomma non è che posso aspettare 20 anni per avere un ritorno di quello che hanno. Io qui ho scritto come la stampa di sistema, perché di sistema, e non è negativo, è di sistema, informò, tra virgolette, per anni i risparmiatori, non sciocchi creduloni, perché vi hanno fatto passare per deficienti o voi stessi siete convinti che erate deficienti, non sciocchi creduloni, ma persone che hanno deciso sulla base di fake news, un termine che si usa adesso, diffuse dalla Banca Popolare, tramite l'informazione tradizionale locale, questa sì ingenua. E ci ho messo un po' di puntini, che se non ha capito, mica sono molto intelligenti io di un giornaletto locale e sono molto meno intelligenti. In questo libro comincio con questo articolo scritto, riportiamo, è 2010, è meno rischioso investire in azioni che in obbligazioni. Il primo articolo, io dico, un ignorante qualunque di qualunque situazione. L'ultimo articolo è tranquilli, c'è il borsino in cui andate a vendere le azioni. Il borsino fu prospettato per onestà. Zonin lo prospettò come una possibilità che stava studiando. Divenne notizia, c'è il borsino in cui vendete le azioni. E di spalla, adesso comunque non conviene vendere. Se questi signori hanno avuto informazioni di questo tipo, io dico che una chiamata in causa come corresponsabili degli effetti, non della crisi, perché degli effetti, penso che ci sia anche l'informazione in questo caso qua, perché io non mi sembra così creduloni, cioè hanno creduto a quello che per loro era il giornale della città. Grazie. Grazie a te.